Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Oggi faremo un progetto un po' particolare di organizzazione, ovviamente, che non ho mai visto replicare da nessuno online. Come ormai saprete tutti, mi piace cercare e trovare il sistema migliore per ottimizzare gli spazi all'interno del laboratorio e essere super organizzato. Organizzare il tutto per me ha due scopi principali. Uno, rendere l'ambiente di lavoro, cioè il mio laboratorio, un posto gradevole dove stare, e due, rendere il mio lavoro decisamente molto più facile. Se mi serve qualcosa, che sia una vite, un dado, qualsiasi cosa, io devo averla messa via in un ordine ben preciso in modo che riesco a ritrovarla super in fretta, perché se mi serve un determinato attrezzo o oggetto in particolare e non riesco a trovarlo, mi incazzo da morire. Ora datemi un attimo che vi spiego effettivamente qual è il progetto. Il progetto in questione è questo qua alle mie spalle e no, non è la tettoia né il rack che ho già fatto in passato, ma è questa struttura qua d'acciaio. Questo qui è un progetto che ho iniziato ad agosto del 2019, poi l'ho messo in pausa e non l'ho mai più ripreso. Ma prima di andare avanti con tutto questo mega progettone, ovviamente passiamo al PC che vi spiego che cosa ho pensato. L'idea di questo progetto nasce come tante altre da un'esigenza. La mia esigenza era quella di organizzare il mio magazzino esterno nel modo più preciso e ottimale possibile. Online in passato avevo scoperto questo sistema qua di scaffalature che mi aveva colpito. Bello, ordinato e soprattutto ottimizzava gli spazi al massimo. Avevo subito gli occhi a cuoricino. Quindi decido di andare sul loro sito, dare un'occhiata ai vari prodotti, e per un sistema di scaffalatura del genere bisogna sborsare almeno $5.000. Quindi mi rassegno alla mia povertà e lascio perdere per un tot di mesi. Poi un giorno, spulciando subito.it come di solito faccio, trovo un annuncio: 10 scaffali in lamiera ad un prezzo super stracciato. Quindi contatto immediatamente il venditore e vado a vederli. Devo andare a vedere per acquistare degli scaffali in lamiera. Esattamente l'idea è quella di acquistare 10 scaffali che misurano 90 per 2 metri e profondità 30 cm. Ora vado a vedere questi scaffali che mi interessano, valuto se vanno bene per il progetto, se vanno bene li compro e li porto a casa. Nel frattempo progetto tutta la struttura e come organizzare al meglio tutto il magazzino, e se viene come ce l'ho in testa, boom, figata. Ho fatto vedere 10 scaffali per fare questo progettino qua, però sono un po' in condizioni da sistemare, cioè sono tutti così un po' ruggine, per cui bisognerebbe anche abbastanza sistemarli tutti, dandogli il colore, coprente e tutto. Cosa che mi preoccupa un po' di più è il fatto della struttura, che per il progetto che ho in mente quelle sollecitazioni meccaniche sul lato piegano un po' la struttura, per cui intanto ne ho preso solo uno per fare alcuni test nei prossimi giorni e valuto se vanno bene per il mio progetto oppure no. Primo scaffale montato. Ora il problema è, in questo senso non flette, ma se il piano è avere tutti gli scaffali in riga così, qua io ho la maniglia e li sposto. Se questo provo a spostarlo, fa tutto questo lavoro. Questo perché? Perché non c'è nessun supporto centrale, perché appunto tutte queste scanalature servono poi per inserire quelle mensole. Dunque il piano adesso è: provo a montarle, vedere quali servono per forza e tenerne alcune che sono fisse o saldate o imbullonate. Quindi una volta capito che gli scaffali potrebbero andare bene, decido di passare direttamente al computer su Fusion 360 ovviamente e partire con la progettazione. La prima cosa che ho fatto su Fusion era sicuramente ridisegnare da zero gli scaffali. Non è stata una cosa complicata, onestamente non ricordo bene come ho fatto per rifare questa sagoma qua, ma non è stato niente di così complicato. Poi ho preso e ho rinchiuso tutte le singole parti in un unico componente. La parte successiva da fare era sicuramente capire come
fare la struttura, ok? E come far scorrere i nostri scaffali su questa struttura. Vi dico che non è stato semplice capire qual era il sistema più adatto per questo caso. Uno, perché si andavano ad alzare troppo i costi per i materiali, se si andava a pensare alle ruote, è un costo che va a incidere molto in questo progetto qua, e sia per la struttura in sé, il lavoro che c'era da fare. Questa che vi faccio vedere è quella che effettivamente ho messo in atto, è la seconda versione. Che cosa comprende? Ora qui ho semplicemente uno spaccato di questa struttura per semplificare la spiegazione. È composta da due spalle, che è identica una all'altra, due parti davanti e dietro, e a queste due parti che collegano i due fianchi c'è attaccata una monorotaia del genere. Ok? In questa monorotaia ci sta la sua ruota. La ruota in questione è fatta così, molto semplicemente, la si trova da Bricoman ovunque, ok? Dovrebbe tenere 50-80 kg, non ricordo esattamente, e questa ruota, come vedete, scorre perfettamente dentro la monorotaia. L'idea è di attaccare gli scaffali in modo provvisorio, usando una filettatura e uno di quei bulloni lunghi, ok? Per fare dei test. Detto questo, io di scaffali ne ho 10. Non saranno tutti messi singolarmente, ma ci saranno anche degli scaffali doppi, come questo qua per esempio, che avrà l'apertura da un lato e dall'altro. È inutile tanto aprire uno scaffale in mezzo dove c'è la schiena di uno e la schiena dell'altro. Per cui, per semplificarmi la vita e magari risparmiare qualche soldino sulle ruote, ho pensato che se unisco due scaffali, oltre a dare una struttura più resistente a tutto, magari risparmio anche qualche soldino con le ruote. Quindi l'idea in generale è proprio quella di tirare dritto, avere il primo e l'ultimo scaffale che saranno singoli, gli altri 8 in mezzo saranno 4 coppie, schiena contro schiena. Arrivate a questo punto, quindi, che il progetto è stato fatto, la teoria di funzionamento c'è, il materiale è stato acquistato, dovevo solo chiedere una mano a mio cugino che fa il fabbro ad aiutarmi a saldare tutta questa struttura, perché le mie capacità, come ben sapete, non sono così incredibili nella saldatura. Quindi mi sono fatto un attimo spiegare e insieme lo abbiamo realizzato. Mi vedete bello immascherato, che sono qua in compagnia del mio congiunto cugino, fa il fabbro e mi aiuterà in questo progetto, quindi lo sfrutterò un po' anche per imparare a saldare qualcosina con la mia saldatrice non proprio professionale. Abbiamo fatto un banchetto improvvisato per saldare. Dovremmo fare due strutture di questo tipo qua, che saranno le due spalle per la struttura degli scaffali. Cambio saldatrice, la mia è troppo scarsa per un lavoro del genere, andiamo di elettrodo pesante. Non ho mai neanche saldato elettrodo, sarà da divertirsi. Ottimo, qua il sole sta calando e abbiamo terminato di fare tutti i lavori che avevamo in programma. Tagliato tutto e già saldato. Qui abbiamo i due binari principali e questi sono le due strutture dei fianchi. Ora do una sistemata e ci vediamo la prossima volta per un lavoro molto noioso che sarà smerigliare, grattare e fare il primo test della struttura se funziona. Ora che la struttura è stata sistemata, pitturata, fatta e pronta, assemblata qua, nel mentre è passato più di un anno da quel lavoro che ho fatto con mio cugino, quello che dobbiamo fare è prendere uno di quegli scaffali che ho comprato e montarlo sopra e vedere se tutto funziona. Anche perché arrivati a questo punto qua, se lo scaffale non funziona o non ha quelle resistenze meccaniche che mi intendo io, questo progetto è un big fail gigante. Questo è un punto molto complicato, perché sono
via da solo. Come vedete, il lavoro che c'è da fare per sistemare questi scaffali è notevole, mi spaventa parecchio ed penso che sia proprio per quello che l'ho rimandato fino ad ora. A questo punto il primo test che voglio fare è attaccare su una piattina come questa un bullone M8 per poi fissarlo. Voi lo vedete già fissato qua, ma non c'è trucco, non ho nessuna morsa o altro per tenerlo qua. Ho usato della cianocrilica e ci saldo direttamente sopra, così sono sicuro di averlo messo perfettamente dritto. Proviamo a saldare. E con questo abbiamo capito che quello che volevo fare non si può fare. Buongiorno, è il giorno successivo a ieri, è sceso il sole e non si vedeva più niente. Bene, allora il progetto funziona, ora vi faccio vedere brevemente come l'ho impostato questo primo test. Come vedete qua c'è la monorotaia col suo carrello. Il tutto è stato attaccato a quella piattina con un bullone e un altro di quei dadi lunghi e si attacca direttamente all'altro filetto là sopra. E quello che bisognava capire era se lo scaffale scorre bene, se ci sono problemi. Quello che a me preoccupava di più era, una volta avendolo montato con le maniglie, se faceva questa questione qua, che quindi essendo solo lamiera non ha una resistenza strutturale per fare questa sollecitazione meccanica. E infatti un po' si piega, si riesce a spostare, non so se spostando la maniglia più in alto, più in qui o più in qua cambia qualcosa, però sicuramente c'è da lavorarci un po' su questo concetto. Altra cosa che mi viene in mente qua sopra adesso, questo ripeto è solamente un test per vedere se funziona effettivamente questo sistema, lo scaffale come reagisce a queste sollecitazioni di spostamento, se può fare al caso mio o se era un epic fail come pensavo. Per fortuna no, perché sennò avevo buttato via una montagna di soldi. Detto questo, c'è da considerare un altro fattore, che gli scaffali sono 10, ma non si spostano tutti singolarmente, solo il primo e l'ultimo saranno singoli, mentre gli altri 8 che stanno in centro saranno uno appoggiato alla schiena dell'altro. Questo probabilmente avendo due scaffali, che sarà uno di quei test che farò nelle prossime settimane, avendo magari due scaffali schiena contro schiena, io non metto due volte il fondo perché è un materiale che non penso che serva, attacco semplicemente due scaffali assieme e li attacco sopra. Questo qua dovrebbe rendere il tutto molto più solido, sempre secondo la mia teoria. Quindi ricapitolando, il sistema funziona, bisogna solamente migliorare il sistema di aggancio dello scaffale a queste monorotaie e la mia idea a cui ho pensato era non attaccare ovviamente queste cose singole. Il nervetto!
La mia idea quindi non era quella di attaccare lo scaffale in 4 punti singoli per evitare questo movimento, ma di fare una struttura fissa che si aggancia e poi avere un sistema di regolazione in modo che il carrellino che scorre posso metterlo, inclinarlo, alzare singolarmente i punti in modo da regolare anche l'altezza dello scaffale, quindi trovare questo modo. E altra cosa è come pitturare tutto togliendo la ruggine, come farlo in fretta, perché ripeto sono 10 scaffali in queste condizioni, quindi non troppo carini, neanche troppo male, c'è questo suo colore che non ho voglia di togliere. Ho fatto dei test nelle scorse settimane, per chi mi segue su Instagram l'avrà già visto, perché vi ho chiesto consiglio su come trattare questa cosa qui. Questa qui è la parte dietro trattata solamente con il Ferox, che è un convertiruggine. Vi lascio qua sotto in descrizione tutto quello che ho preso, dato a rullo, così non si vedono le pennellate, e questo è il colore che ho scelto. Cioè non è male il risultato come viene, però appunto trattare 10 scaffali interi con questo metodo qui potrebbe volerci parecchio tempo. Quindi vi rinnovo che se avete consigli su come fare il carrellino, come fissarlo, se c'è un modo migliore secondo voi di fissare lo scaffale alla struttura, il sistema funziona, quindi c'è per forza un metodo migliore di farlo. Ora non so neanche quando uscirà il prossimo episodio, quindi non aspettatevelo di certo settimana prossima, perché ci sono tutti gli altri lavori da fare, per cui devo fare ancora svariati test e capire bene come comportarmi. Tutto questo, per questo progetto vi ho spiegato tutto, da dove è partito, come l'ho pensato, dove siamo arrivati oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate, secondo voi sia un buon progetto o meno, e se avete ovviamente consigli su come proseguire. Ovviamente ringrazio i Patreon per il loro aiuto costante in questo mio progetto, e noi come sempre ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.